Vieni. Meccanismi di conversione in altre imprese, anche perché potrebbe essere un sistema molto semplice. Se io sono d'accordo con un'impresa concorrente per fargli acchiappare l'appalto, faccio sciopero, metto in ginocchio l'azienda dove lavoro e muto il sistema degli appalti. Questo ragionamento non può essere consentito assolutamente dal sistema, non potrà essere consentito dalla prefettura, non è consentito dall'ENI che su una questione delle legalità da anni ha fatto una scelta di campo che è irreversibile, e quindi dobbiamo l'invito a questi lavoratori di chiudere una trattativa sindacale rapida e consentire la ripresa del cantiere, anche perché l'azienda sta perdendo altre commesse anche in altri territori, non ci sarà a quel punto alternativa alla chiusura e alla perdita del posto di lavoro. Quindi un po' di responsabilità da parte di tutti. Io sono felice oggi, a chi lo consegno? Consegno all'amministratore delegato una cosa. Se siete in piedi magari facciamo lo si chiama insieme. Faccio il notario quasi in questo caso. Una cosa alla quale tenevano parecchio, ovviamente, e a cui tenevano un consiglio, cui tenevo molto io, ci avevamo lavorato, ci siamo sentiti continuamente col sindaco Fasulo su questa vicenda, perché praticamente rimette naturalmente anche quando voi scrivete prima create l'elemento sorpresa, manteniamo la allora naturalmente c'è un grande merito dell'assessore Lobello, che ha seguito, del dirigente Gullo, che non è potuto venire perché stiamo cercando di salvare alcuni precari e quindi c'è una vertenza di lavoro. È un provvedimento che consente la riattivazione totale del porto di Isola, perché è un'autorizzazione per un investimento, l'autorizzazione per l'inizio dei lavori immediati di un investimento di 140 milioni di euro, che consente anche qui di creare lavoro per le imprese dell'indotto, che saranno almeno, questo lo descriveranno più tecnicamente ovviamente il rappresentante della raffineria, ma per noi rappresenta la possibilità non solo per l'ENI di rendere sicura quella mantellata, voi capite bene che significa una mantellata in sicura anche i rischi di danni ambientali che si possono avere conseguenti a un'insicurezza statica della struttura, ma consente soprattutto di riprendere di nuovo la navigazione commerciale nel porto Isola, che sapete benissimo che molta navigazione commerciale per effetto del ridimensionamento dell'utilizzo del porto Isola è stata spostata verso altre città vicine, però questo ha danneggiato le attività marinare sulla città di Gela, ha danneggiato diverse aziende. Adesso con questo progetto finalmente si ritorna a lavorare, si ritorna a fare, e questa è una prima buona notizia. L'altra buona notizia è che abbiamo avuto, poi ne parlerà l'assessore Lobello, abbiamo praticamente autorizzato la valutazione ambientale strategica per il piano regolatore, per cui diciamo che ormai siamo alla chiusura di questa vicenda. Si tratta ormai per i due enti di pubblicare per 30 giorni la valutazione, e in contraddittorio interagire con chi eventualmente a porre eccezione, dopodiché il piano regolatore può finalmente diventare operativo in questa città e diventa anch'essa una grande occasione di sviluppo, e sono contento. Quindi stiamo aggiustando il pontile, tra l'altro lo stiamo mettendo, oltre questo intervento provvisorio prevediamo di fare una ristrutturazione complessiva per un prevedibile, stiamo facendo fare il progetto esecutivo per un prevedibile costo di 9 milioni di euro. Intanto lo apriamo così perché è interessabile, dopodiché ne consentiamo l'utilizzo ai cittadini che si devono fare la passeggiata, che possibilmente è già navigante, cioè utilizzabile anche per il fatto di Caramara, e quindi speriamo di poter fare il suo viaggio da fine stagione, diciamo, inaugurale verso Lampedusa.
però significa già programmare per l'estate prossima un'attività turistica permanente. Se questo si potrà fare anche questo tipo di attività, anche l'isola che sarà scavato. A fine anno prevediamo di sbloccare, adesso il piano regolatore, a fine anno sblocchiamo definitivamente la questione del porto commerciale nuovo, e quindi sarà un'altra infrastruttura che si mette in moto, quindi più i collegamenti dovremmo agire sulla variante che riguarda la Caltanissetta, il collegamento tra l'ingresso di Vittoria con la circonvallazione, diciamo, che collegherebbe direttamente sulla Caltanissetta Gela Palermo, e quindi diciamo che servirebbe non solo per l'aeroporto di Conso, ma anche in generale per anche questo è un progetto definitivo già pronto, cantierabile, e speriamo che anche entro la fine dell'anno di mandare in porta anche questa opera. Quindi stiamo lavorando fortemente. Ovviamente il lavoro infrastrutturale è quello che si nota di meno immediatamente, ma è quello che ha bisogno questa città, almeno per quello che il ruolo che ha la Regione, cioè la Regione non può che pensare alle grandi infrastrutture, alle questioni che possono cambiare. Parte la zona franco-urbana, parte il patto dei sindaci. Io credo che l'anno prossimo possiamo cominciare a guardare all'anno prossimo con una tensione di speranza diversa rispetto allo scenario che avevamo all'inizio di quest'anno, con il dimensionamento dello stabilimento, attività bloccate, eccetera. E quindi chiaramente queste cose purtroppo non sono così immediate, ci vogliono le gare, sarebbe benissimo, ci sono i contenziosi sulle gare, però alla fine sono contento che noi abbiamo sbloccato grandi cose. Voglio ringraziare anche l'ENI per la grande partecipazione, il Comune di Gela per il lavoro proficuo che stiamo svolgendo insieme. Stiamo portando anche alcuni elementi importanti di qualificazione, la parte Porto Pasqualello che adesso la questione del depuratore consortile che già la gara è stata aggiudicata, adesso viene assegnata anche l'altro. Quante ne sono? 5 milioni se non sbaglio. Sì, insomma sono tutti lavori, però sono tutti lavori di miglioramento ambientale e infrastrutturali, quindi capite che è proprio, cioè non sono interventi casuali, sono gli interventi di cui ha bisogno questa città. E in più adesso i lavori di riqualificazione come l'Orto Pasqualello, stiamo vedendo anche come finanziare il tratto del lungomare per pensare anche alla bellezza della città, un'infrastruttura importante, un progetto che è pronto, vediamo, è qua anche adesso in fase di programmazione. Però insomma si smuove da un ambiente che era da anni bloccato dal punto di vista lavorativo, si sbloccano una serie di cose. La diga foranea sono immediatamente 140 posti di lavoro, no? Sono immediatamente, ma sono anche soldi che circolano in città, sono imprese che lavorano, sono camion che si attivano, sono, voglio dire, cemento che viene acquistato, quindi capite bene che rimettono in moto elementi di economia, così come riteniamo. Sulla zona franco-urbana di Gela noi vorremmo fare un'operazione anche per rispondere anche ad alcune esigenze della comunità di Niscemi, che è quella di poter estendere la zona franco-urbana di Gela anche alla zona artigianale di Niscemi, in modo tale da dare anche una risposta a questa comunità. Tra l'altro stiamo pensando di potenziare anche le strutture sanitarie in quella realtà, in termini preventivi, e le strutture di controllo proprio in termini. È chiaro che se gli americani non dovessero essere in regola, come dice l'Istituto Superiore di Sanità, saremo durissimi, quindi non è che facciamo sconti. D'altra parte questo governo non ha utilizzato assolutamente nulla sull'INOS, ha dovuto ritirare un provvedimento di revoca in presenza del fatto che l'Istituto Superiore di Sanità diceva che quel provvedimento per l'autorizzazione rilasciata a suo tempo era regolare, e quindi noi contro la legge non possiamo fare.
duralex, servilex. Ci dispiace a volte fare i provvedimenti anche quando non li condividiamo, ma voglio dire, un Presidente della Regione che non rispetta la legge non deve essere presente. Quindi io ho dovuto rispettare la legge, io così non condivido ma obbedisco, come si dice. Però questo è il senso degli uomini che è delle donne, che stanno nelle istituzioni, che devono fare scelte. Quando un magistrato deve fare, per esempio, uno che ruba un chilo di pere di quel supermercato, ma lo fa felice il provvedimento, sa benissimo che sta facendo che quello lì è frutto di un'ingiustizia, ma la legge si applica, non è che ce la possiamo giocare. La legge ha dato ragione alla Marina, ma non tutti gli Stati Uniti. Noi quello che possiamo fare è cercare di aiutare la popolazione sotto tutti gli aspetti: prevenzione della salute, controllo dell'ambiente, il sviluppo economico forte del territorio di Niscemi, che dovrà anche agire in modo più integrato. Pensiamo alla scommessa dei liberi consorzi dei comuni, anche questa che adesso sarà una delle prospettive. Anche lì dobbiamo pensare sempre più al territorio che si interessa, no? Dobbiamo pensare anche a collegamenti con l'aeroporto di Comiso, molto più stretti. Io credo che questa zona può riprendere, attraverso ragionamenti nuovi, le infrastrutture, la zona franco-urbana, il patto dei sindaci, una serie di cose, una fase di sviluppo, i collegamenti infrastrutturali, una fase di collegamento e di sviluppo non indifferente. È chiaro che le politiche di sviluppo non si tracciano in un anno e non si realizzano in un anno, richiedono tempi, richiedono a volte fiducia degli operatori, però io questo, anche il fatto che l'ENI abbia preso ad avere fiducia in questo territorio, io lo considero un fatto estremamente importante, perché ci consente di avviare quelle buone prassi della politica che non ci vedono solo scontrarci, ma vedono invece di cercare di risolvere. Sappiamo che sono stati fatti tanti passi avanti, tanti altri ancora se ne possono fare, se ne devono fare, però se si dialoga si fanno, se invece si mette muro contro muro, alla fine non credo si farà nessuno. Se ci dà 2 minuti, diamo la parola al Presidente della raffineria e poi l'ingegnere Casa illustra questo progetto di ripristino del litoraneo. Due parole soltanto, intanto, come ha detto il Presidente, giustamente viviamo un momento particolare. In questo momento particolare di crisi generale e in particolare della raffinazione, l'ENI ha deciso di scommettere su questo territorio, dove siamo qui da 50 anni e ci siamo presi carico di questa scommessa con un progetto che abbiamo presentato in modo dettagliato in Regione di 700 milioni. Un aspetto di questo progetto è la logistica a mare, di cui oggi, grazie anche dell'assessorato, dei dirigenti, dei funzionari, ci siamo riusciti a sbloccare questa situazione che si potrà sentire un po' nel tempo. E quindi noi siamo determinati ad andare avanti, stiamo iniziando, adesso il delegato illustrerà nel dettaglio il progetto, ma chiaramente sono ricadute immediate sul territorio, per tutta una serie di infrastrutture. Per cui ci stiamo rimuovendo le maniche e penso che faremo questo peso di strada. Grazie. Buongiorno a tutti, credo che oggi è bello essere qui tutti assieme, chiaramente ringraziare il Presidente e anche per l'incisività con cui in questi mesi in cui abbiamo parlato qualche volta di progetti e cosa ha avuto la capacità veloce di individuare subito quali erano gli assi principali su cui dovevamo accelerare. L'assessorato ha lavorato in questi mesi insieme a noi per finalmente concludere una pratica sulla quale stiamo lavorando da qualche mese. Diciamo un po' E per dare subito un'informazione pratica, i lavori di demolizione delle infrastrutture che dobbiamo rimuovere, che sono sopra la diga, sono già iniziati.
sono già iniziati da qualche settimana. La pratica era da un po' di tempo in capitaneria. La capitaneria appena abbiamo accelerato ci ha dato l'ok. I tubi che dovevano essere iniziati come demolizione, i lavori sono già partiti e quindi maestranze e gevesi stanno già lavorando per la demolizione delle infrastrutture che si trovano sopra la diga. La fase di ripristino della diga, che noi definiamo i lavori della logistica a mare del progetto che abbiamo presentato, che è fondamentale per consentire a una realtà come quella che è la raffineria di Gela per poter operare sul mercato su cui lavora, che è il mercato internazionale. I lavori della diga riguarderanno 3 fasi principali. La prima fase è demolizione delle infrastrutture che sono sopra la diga, che è già iniziata e che prevediamo di completare entro la fine dell'anno. Mare permettendo, purtroppo iniziamo nella fase finale dell'estate, avremmo preferito iniziare la fase iniziale, ma ormai è così, perché chiaramente da ottobre in poi è un po' più difficile operare al mare. Ottobre-novembre poi... Penso al Presidente per il tempo, fino a dicembre potete lavorare. Io guardi, l'anno scorso, il 15 novembre, sono andato a fare un bagno. Il bagno si fa ancora E sono a fare anche a Gela, che normalmente andava al mare fino alla fine. Fino a fine ottobre. Io che mi ha autorizzata subito dopo partiremo con i ripristini dell'infrastruttura edile, perché è stata completata la mandellata, ma il ripristino edile dell'infrastruttura diga, come è stato fatto, lo dovremo fare. Per questo il progetto è già completo, è stato presentato al Giro Civile di Cattaniseppe che ci ha dato l'ok, e stiamo anche lì vedendo quando poter iniziare per questi lavori. Subito dopo la demolizione dei tubi iniziamo i ripristini edili, poi ci sarà la fase, compreso il ripristino del muro paraonde e dei cassoni. Subito dopo ci sarà la fase del rimontaggio delle infrastrutture nuove da mettere sopra. Nella parte sommersa e nella parte emersa. Noi interverremo a ripristinare alcuni cassoni che sono sfondati nella parte sommersa, li sigilleremo, li riempiremo, se mi date quel disegno, quello che vi sto, questa è una sezione della diga. La parte sommersa, che è tutta questa, sarà, gli eventuali cassoni sfondati saranno tappati e poi riempiti con pietrisco fino ad arrivare qui sopra. Tutta questa parte da qui in poi, quella che è quota parte fuori acqua, quota parte in acqua, che circonvetro, sarà rifatta tutta completamente fuori. E uno dei lavori che successivamente dovremo fare e con il quale poi lavoreremo con la Regione per accelerare i tempi, visti gli iter complessi, anche per fare l'escavo di un porto non industriale, il porto di Gela. Oltre al montaggio delle infrastrutture dovremo fare degli interventi sui fondali per ripristinare lo stato dei fondali che c'era prima, il non uso, il poco utilizzo, anche alcuni massi che si sono riversati dall'altra parte, che sono sul fondale, dovrebbero essere rimossi. Credo che l'informazione positiva da dare oggi è che noi siamo in una fase veramente avanzata dell'ingegneria. L'ingegneria edile è completa, è al 100% ed è già stata presentata al Giro Civile. L'ingegneria delle infrastrutture è intorno al 20-30% e accelereremo per farla il più breve tempo possibile. Noi prevediamo di completare anche questa fase non la prossimo anno dell'ingegneria edile e meccanica. Il lavoro invece per presentare la documentazione per fare gli escavi, gli interventi sui fondali, noi prevediamo di completarlo entro la fine dell'anno per iniziare l'iter con il Ministero nel più breve tempo possibile. Ma noi prevediamo di avere i primi attracchi entro 3 anni e mezzo, 4 massimo. Considerate che sono opere a mare che hanno una certa tempistica che non può essere fatta diversamente. Purtroppo è questo il problema, le politiche strutturali di sviluppo non hanno quelle velocità che cui si ha bisogno, però è un'opera complessa ed è da realizzare a mare. i punti si hanno sempre poco. Però intanto la gente lavora, l'importante è iniziare. Intanto la gente lavora e produce. Fare la mandellata ci abbiamo messo
ringrazio il amministratore. Sì, intanto facciamo finire con l'assessore Rocchetto con la Chiedo scusa. Vai. Credo che davvero con oggi, noi non solo per quanto riguarda la Gela, ma io vorrei dire che il coraggio delle scelte che questo governo continua a compiere giorno dopo giorno, lo diceva il Presidente nell'inizio del suo intervento, quando diceva che il cambiamento è assolutamente necessario. Il cambiamento che non riguarda non la scelta su quali infrastrutturazioni dare il proprio consenso, ma anche rispetto ai tempi, perché come tutti noi sappiamo ciò che ha immobilizzato questa regione Sicilia è stato per lo più il tempo che intercorreva tra il dire si può fare e finalmente dare il via. Noi dobbiamo dire che questo è un momento straordinario, ma lo è per tre motivi. Il primo significa dare impulso ad una città e ad una intera area nella Sicilia, perché qui sono previsti intanto i 140 milioni di euro che sono propedeutici ai 700 milioni che sono successivi. La diga foranea rappresenterà un momento non solo di sicurezza, ma la possibilità di un approdo che finisce col permettere tutte le infrastrutturazioni, ma i problemi che noi avevamo come assessorati e quindi come una pubblica amministrazione al servizio delle imprese, noi invece al contrario, molto spesso come una sorta di invasore che cerca di togliere qualcosa. Qui abbiamo voluto invertire questo dato, abbiamo collaborato insieme, lo facciamo da tanti mesi, ma lo facciamo soprattutto sotto una visione. Quando è stata fatta la prima conferenza, diciamo il primo accordo è un accordo dell'aprile 2011, un accordo che poi avrebbe avuto di per sé tante di quelle lungaggini da rendere assolutamente non più interessante l'investimento che già allora lei prospettava. Invece il Presidente Crocetta ha immediatamente preso un po' le redini di quella che era un'idea dell'ENI, facendolo diventare progetto reale. In che maniera? Intanto procedendo con la conferenza dei servizi e con la pubblicazione e trovando soluzione alle 6 opposizioni che abbiamo ritrovato. Normalmente le opposizioni, quando queste ci sono, finiscono con rappresentare quegli ostacoli che non rendono possibile raggiungere il traguardo. Non solo lo abbiamo fatto, abbiamo incontrato le 6 opposizioni, abbiamo raggiunto un accordo, per cui la scelta straordinaria, questo pezzo di carta rappresenta, non è un pezzo di carta, questo è un progetto per il futuro, è una pratica che noi dobbiamo insieme sapere replicare. Ogni buona prassi lo è tale non soltanto quando riesce a realizzare un accordo tra le parti in un luogo, ma quando questo crediamo di poterlo replicare in altri luoghi. Per cui le 6 opposizioni trovano un accordo, abbiamo fatto una conferenza di servizi per cui c'è un accordo di un uso contemporaneo, simultaneo con chi una volta fatto, chi una volta realizzata l'opera. Per cui crediamo che dobbiamo, rispetto all'uso del pontile dopo la diga foranea, sarà un momento straordinario. Il Presidente diceva anche alcune cose che riguardano questa città. Questa città con oggi, anch'io voglio consegnare un atto questa volta al sindaco della città, perché quando siamo venuti qui a fare, il Presidente Crocetta ha voluto una giunta qui in città di Gela e avevamo assunto l'impegno che era quello di consegnare entro 15 giorni, io rappresentai l'esigenza una volta consegnati gli atti, che è quello che riguarda il piano regolatore. Come sapete il piano regolatore è il foglio bianco di musica su cui poter finalmente scrivere uno spartito. Senza di quello lo sviluppo di un territorio, lo sviluppo di una comunità, lo sviluppo delle attività commerciali e industriali non è possibile poterle pensare, ma crediamo che anche in relazione a quello che è uno dei motori dell'economia, che anche l'edilizia non è possibile che vada avanti senza questo strumento straordinario. Finalmente, non 15 ma 20 giorni fa, il Comune, consideriamo che siamo ai primissimi di settembre, quindi durante questo mese di agosto, nei 15 giorni ce l'abbiamo fatta anche con meno, c'è la consegna della VAS, che adesso avrà necessità di essere pubblicata intanto sul sito del Comune, intanto all'altorettorio del Comune, lo faremo lo stesso noi in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento poi indichiamo qui quali sono i soggetti che noi abbiamo intercettato come interessati, come protagonisti interessati a questo piano regolatore. Da oggi decorrono
quelle giornate che sono complessivamente 150 fra i vari iter, i 30 di pubblicazione più le 60 per le osservazioni e i 90, i 30 non li faremo riassorbire, e dentro questo noi abbiamo 150 giorni, tra 150 giorni il Comune di Gela, se ha tempo di avere il valore che il Presidente Crocetta annuisce, e insomma avremo finalmente il piano regolatore nel pieno del suo utilizzo. Quindi anche questo è il documento